Sono Maurizio Pellegrini, sono nato a Venezia molti anni fa e da molti anni, quasi 35 anni, risiedo negli Stati Uniti, vivo a New York. Oggi sono qui con questa mostra che è uno dei tanti appuntamenti personali, perché una mostra è sempre un appuntamento con te stesso, per introdurre un pochino quello che si vede alle mie spalle, che è una parte di questa mostra, ci si pone il problema di capire un pochino da dove nasce questo lavoro. Come si vede visualmente, il lavoro è popolato da oggetti. Colleziono questi oggetti non nel senso del pedante collezionista che accumula oggetti per possederli, ma per avere un itinerario sulle cose che mi incontrano. Gli oggetti mi incuriosiscono perché credo abbiano la possibilità di contenere delle energie della loro precedente funzione che io rielaboro riconnettendoli, reimpostandoli e do loro una nuova vita in questi display che voi vedete alle mie spalle. In questo caso specifico il lavoro è specifico perché è stato fatto in occasione della pittura veneziana dell'Ottocento a Venezia e la ritrattistica. In realtà questo lavoro era nato 22-23 anni fa, quando ho iniziato specificamente a collezionare i ritratti che sono alle mie spalle, che provengono da differenti scuole di pittura, differenti nazioni, francesi, tedeschi, americani, inglesi, eccetera. Per me l'oggetto è anche un pretesto, non sono innamorato del ritratto, in questo caso c'è il ritratto, domani c'è un elemento dell'arte asiatica e via dicendo, è un pretesto per poter dire qualche cosa. La mostra specificamente parla di me. È ovvio che io, come tutti, siamo interessati a noi stessi, ma non è una celebrazione del me stesso. Non voglio entrare adesso nella lunga disquisizione filosofica perché sennò potremmo parlarne fino a domani mattina, la distinzione dell'io, del superio, di me, di loro, degli altri. Quindi ho raccolto un po' tutto, ma rimanendo in superficie, quello che appare è la presenza degli altri, di molti personaggi intorno, di oggetti che rappresentano la singolarità del me. Di solito, e questo ci tengo a dirlo, la mostra di un artista rappresenta un appuntamento, rappresenta una sorta di asserzione di qualcosa. In realtà negli anni ho capito che una mostra è una perdita. Ma quando si parla di perdita non si parla in negativo, si parla in positivo. Devi operare una perdita per toglierti anche un peso dalle spalle. Quindi la mostra non è solo incontrare, è anche lasciare, no? Lasciarti alle spalle questo peso per poi moving forward, si dice, per poi andare avanti un pochino. Ci sono dei vecchi disegni anche in questa mostra, vecchi per me ovviamente, parlo di disegni di 30-35 anni fa, le prime volte che andavo a New York, andavo nei parchi, ancora disegnavo, facevo delle cose figurative e sono una piccola raccolta di memorie, sono dei movimenti. Perché mi interessava anche mostrare qualcosa relato al movimento, alla dinamica? Perché in realtà nei lavori potete vedere ogni tanto dei numerini. Questi numerini in realtà sono il fuoco del lavoro, sono in un certo senso la quantificazione delle energie che io esprimo numericamente, che io ipotizzo essere all'interno del lavoro, ma sono anche simbolicamente la rappresentazione del numero per sé. 1 è una cosa, 2 è un'altra, 3 è un'altra, eccetera, eccetera. Ovviamente nell'uno e nell'altro caso io non ho inventato nulla, perché poi sappiamo che simbolicamente dalla Jewish Kabbalah, dalla numerologia, esiste già tutto questo. La uso per aumentare, per dare quel secondo passaggio in più al visitatore, che non è costretto a sapere queste cose, di poter capire che quel numero rappresenta un po' il segreto di quel lavoro. C'è un'opera a cui tengo molto perché è stata creata un momento interessante per me, personale, nella mia vita, che è dell'altra sala.
dove compaiono delle piccole cuffie per riparare gli orecchi d'inverno d'aeroplano, ma in realtà sembrano degli occhi. Sono 104, però una è nera. Cosa sono questi ipotetici occhi? Sono gli occhi degli altri che ti guardano, sono io che guardo gli occhi degli altri, però alla fine io, gli altri e io, non ci si vede veramente, no? Ci si guarda ma non ci si vede, c'è sempre un mistero. E allora c'è quel piccolo punto nero nell'opera che è il mistero dell'impossibilità, è il mistero della perdita, è il mistero delle cose che tu non puoi mai raggiungere. Ultima cosa che mi piace sempre nel lavoro portare avanti è un po' questo senso, diciamo, romanticamente parlando, della bellezza, delle piccole cose sublimi, no? Non vuole essere la ricerca delle piccole antiche cose belle, perché sinceramente a me di queste cose del passato, anche se lavoro con la memoria, proprio non mi interessa. Però è un po' scavare sotto quel piccolo livello, nella ordinarietà del quotidiano e trovare quella cosa in più, quella cosa che ti fa sognare, quelle due paroline di poesia, no? Che nella velocità, nelle cose che facciamo, negli interessi finanziari, nel desiderio di avere tutto e far tutto, certe volte noi un pochino perdiamo.